Sabuda. Bene ragazzi, qui Sabuda con il 12° episodio del... Sì, stavo per dire del Free for All Life ragazzi, ma è del Battle Pudda. Il 12°, siamo arrivati a quota 12, due dozzine, e scegliamo l'arma da utilizzare. Dai, facciamo i nabbi, usiamo l'Usas. Mi sa che l'ho usato tipo solo una volta. Perché c'ho munizioni? Sarà questa o frammentazione di squadra? Boh, per vedere quali granate... Cioè cosa ho di più, vediamo le granate. No, ne ho solo una, tipo. Vabbè, comunque, nabbo con l'Usas. Cioè, io vi voglio far vedere tutto. Anche Sabuda in versione nabbo, capito? Ci sta tutta la Pudda versione nabba. E quest'oggi... Qual è l'argomento? Perché cerco comunque sempre di mantenere un piccolo argomento. Allora, l'argomento è Black Ops 2. Non è vero, sto scherzando. L'argomento sono Medal of Honor e Battlefield 4. Perché dicevo Black Ops 2? Perché volevo scherzare. Perché sinceramente non mi metto a parlare di Call of Duty in un cazzarola. Vai, muori. L'ho preso, manco per un cazzo. Non mi metto a parlare di... Ma... beh. Tipo sono uber nabbo ragazzi. No, questo non mi ha visto, per fortuna. Minchia. Cioè ragazzi, è veramente overpovia l'Usas. Ma questo è morto, sì. Overpovia. Ma, cioè dai, vogliamo fare un flawless. Per chi non sapesse cosa vuol dire non morire mai. Credo, forse è una cosa proprio impossibile in Battlefield. Invece fazioni su questa cosa. Quindi di cosa volevo parlarvi? Di Battlefield e Medal of Honor. In che senso? Nel senso che ho intenzione di prenotare Medal of Honor per avere anche la beta di Battlefield 4. La beta di Battlefield 4 per fare video. Perché... No. Beh, assistenza uccisione minchione. Ma quanti... Cioè c'è il caricatore dei puffi questo cazzo di... Vieni qua. No. Muori. Flawless. È impossibile farlo ragazzi. No cazzo. Vieni. Morto. Ma non vedo l'ora che mi scrivano tipo usa Snoob. Non l'ho mai usato. Lo uso con voi. Giusto per farvi... Cioè perché se voi sapete che non sono un abbazzo, no? Quindi... Cioè questo è un coglione. Muori. No, non gli sono arrivate 2 coltellate. Ah, sì che gli sono arrivate. Cioè, ragazzi, l'ho ucciso col coltello alla COD. Cioè, questa si chiama velocità, ma è andato via il flawless. Cioè, non possiamo più fare senza morti, purtroppo. Però, no, questo mi ha one-shotato col Saiga in testa. Vabbè. Ho intenzione di prenotare la limited edition di Medal of Honor. Se quella simpaticissima donna che è la mia ragazza si decidesse ad accompagnarmi dalla GameStop. Perché non ci vado da solo, perché non ho voglia di farmi 2 palle quadrate per andare a quel cazzo di cosa che bisogna passare su un ponte. Cioè tutto, cioè, veramente il GameStop più vicino a casa mia ci vuole mezz'ora arrivare, semplicemente perché bisogna fare tutto un cazzo di ponte a piedi. Ma stanno buggando quei due. Eccolo. C'ho un mal di testa incredibile ragazzi, voi non avete idea. Però ne sto approfittando per registrare stanotte, perché sono una settimana da solo a casa. E quindi ne sto approfittando per registrare, perché sinceramente mi garba fare tanti video di seguito, perché così poi li carico e non devo rincorrere il casino. Comunque ragazzi è veramente tanto dannabile l'Usas. Cioè adesso lo sto usando, però è veramente tanto overpower. Cioè guardate. Cioè sto aprendo le anime boh, non lo so, di qualsiasi cosa. Ma io ho finito le munizioni. Porca puttana, devo andare in giro G18. Andiamo in giro G18, va. Grazie, mi avete salvato tipo poppo il culo. Allora, vediamo un po'. Doppia. Tripla. No, triple feed. No, arriva lo stronzo col Saiga. Vabbè che io sto facendo
il nabbozzo con l'Usas. Scusate se mi avete sentito tipo zitto in quel momento, ma era un momento critico. Tra l'altro facciamo i trick shot, guarda. Tutto sulla fune come tipo equilibrista. Io sono tipo... Aspettate che qua ho visto qualcosa che... No, è su. No, infatti era lì. Porca miseria. Avevo visto il cerchiettino, sì, il cerchietto. Il triangolino nel coso. Medal of Honor. Di Medal of Honor che cosa penso? Ho visto i trailer. Devo ammettere che mi sa di Battlefield ma più frenetico. E siccome mi piace la frenesia, oltre che il gioco di squadra eccetera, penso che sia un gioco che possa piacermi veramente a livelli esorbitanti. Anche perché comunque i motori sono quasi gli stessi. E credo che comunque stiano sfruttando Medal of Honor per testare bene ciò che è... No, che verrà ad essere anche Battlefield 4. Questa è cioè questa è una cosa che pensano tutti, quindi non è che sto a dirvela. No, dai, dai, ma quanti colpi ha questa cosa? Cioè, non lo so, boh. La caricano con popcorn, li spara, cioè tipo illusa se è un forno a microonde. Però tipo c'hai tanto rinculo, Usas, amico mio. Lì c'è qualcuno però. No, aspetta, adesso andiamo a fargli la festa perché mi sa che è dentro. Mi hanno fatto la festa a me prima, però lo sapete che non mi piace. Cioè veramente mi fa cagare. Voglio usare... Dai, proviamo l'M5K. Lo proviamo. Scusatemi per la lentezza del commento, ma ho un po' di mal di testa. Veramente. Mi scuso se possa... Sì, se possa. Se potrebbe sembrare un po' tipo noioso, ma... Faccio del mio meglio. Mori. Cioè io con quest'arma non riesco a fare una cazzo di kill. Cioè mi sembra nel periodo in cui dovevo sbloccare i caricatori aumentati per l'MP7. Cioè un trauma. Come tipo, non lo so, andare nel deserto e cadere su un cactus. Una cosa del genere. Aspetta, poi non chiedetemi a chi ho detto aspetta, però vabbè. Adesso andiamo, eccoli là. Cioè guardate. Poi magari adesso prendo il G18 e faccio la festa a tutti. Cioè non è una cosa impressionante. Non riesco a uccidere con questa arma. Veramente. Poi me li fottono tutti quelli che magari... Non so se è una questione psicologica, effetto placebo. Io penso che non riesco a... Oddio, prurito. C'è una quantità di zanzare industriali in questo mondo, in questo cazzo di periodo, ragazzi. Fatemi sapere. Dai. Fatemi... No, ma dove sta questo? Dove sta questo? Ma diciamo che siccome ho appena sbloccato il JNG 90, adesso lo proviamo da lontanissimo per... Ma... Sì, vabbè, darmi un mirino no, Darmi un mirino e soprattutto non farmi respawnare davanti a 862.000 nemici. Andiamo a mettere un mirino perché voglio fottere quello là. Eccolo qua. Poi anzi, daranno a tutti coloro che... Porca puttana! Cioè, ma posso essere sfigato? Daranno una beta di Battlefield 4 in anticipo a tutti coloro che avranno acquistato la Limited Edition di... Allora, dove cazzo sono? Però siccome qua mi stanno facendo tipo la festa, io adesso direi di riprendere un'arma d'assalto. Anzi, siccome avevo sbloccato tipo la CR. Sì, la CR, proviamo la CR, va. L'ho provato pochissime volte. Vediamo un po'. Ma headshot, bitch. Vediamo un pochettino. Qua dovrebbe esserci gente. Come direbbe Camon, madrimorte. Sotto il letto. Bella, vedi, la CR è una bella arma. La CR è una bella arma. A me piace molto esteticamente. Mi piace veramente tanto esteticamente. Io non so comunque cosa ci propineranno in Battlefield 4. Cioè, chissà quali saranno le Ma era un nemico anche quello? No, era un nemico camperato dentro il glitch. Non so quali saranno le migliorie, perché sinceramente ad ora
Non trovo migliorie da fare su Battlefield. Sì, ci sono difetti, ma secondo me non è ancora il momento di fare le migliorie. Il momento di applicare i miglioramenti sarà quello... il momento in cui uscirà un gioco degno che possa fare la concorrenza. Cioè, sto facendo un po' un discorso da mercante, nel senso, un discorso utilitaristico che farebbe chi vende i giochi. Questo poverino mi sa che era tipo appena nato in questo gioco. Quindi sarebbe un discorso della serie... beh... della serie... ci guadagniamo sopra. Mazzarola. Della serie ci guadagniamo sopra. Però sinceramente è un discorso che ci può stare. Perché io non sono scemo che prima di vedere se la concorrenza fa qualcosa di buono mi metto a fare qualcosa di sublime. Infatti sono un po' curioso. Vediamo se può morire da qua. Bella. Sono un po' curioso di questo Battlefield 4. A parte che, boh, veramente, sinceramente sentire il numero 4 a fianco a Battlefield mi lascia un po' pensare. Perché questa c'aveva la CR, mi sembra un fucile da cecchino. Boh, è troppo presto. Ma infatti, cioè, si parla di fine 2013 addirittura all'uscita. Non so se poi sarà veramente fine 2013 o anche più tardi. Però è certo che parlarne è un po' presto. È certo che te ti accoltello, anche a te. Però mi stanno sparando. Muori. Che schifo. Questo c'aveva la mira puntata, volete vedere? Allora, la CR è buono, sì. Una bella arma, mi sta piacendo. Anche se sta facendo tipo schifo. No, vabbè, dai, 21-15. Non prenderò sicuramente GPI come nella puntata precedente. Aiuto, aiuto. Grande, datemi. Ucciso con una granata randomizzata. Perché io... cioè, la mia caratteristica. A volte dico, ma perché non c'è una granata? Perché mi dimentico che la lancio all'inizio di queste cazzo di partite su questo, sui server con questa mappa. Ma ne avevo troppi in giro. Ragazzi, sono un po' stanco. Veramente questo periodo, minchia, per me l'estate è altro che riposare. Io mi stanco moltissimo perché c'ho talmente tanta roba da fare, tanta, che mi stanco e non dormo perché magari poi voglio giocare, voglio registrare, quindi la notte mi metto a fare questo al posto di dormire. Veramente dormo pochissimo, infatti ho i riflessi quasi azzerati. Infatti se notate le uccisioni che sto facendo sono tutte un po' dalla distanza, mai per riflesso. C'è anche la mira, è qualcosa di orribile. Però tu devi morire. Ma non è morto? Oh sì. No, vabbè. Infatti dopo questa io penso che spegnerò e mi metterò a dormire. Mi metterò a dormire. E una cosa che stavo pensando, tra l'altro, oltre a tutte quelle che ho detto, è di regolarizzare di nuovo il canale. Cioè magari non subito, però a inizio settembre sicuramente. A inizio settembre stavo pensando di regolarizzare di nuovo il canale, nel senso dare dei giorni precisi in cui escono determinati video. E stavo pensando, oh cazzo, stavo pensando, la domenica, mo lo uso io like, voglio provarci. La domenica è il Sunday. Per chi non sapesse cosa è, il Sunday è la rubrica dedicata alle persone che vorrebbero emergere su YouTube. Quindi se voi avete appena iniziato con YouTube, o anche se avete 10 milioni di iscritti ma volete provare a partecipare al Sunday, cioè la rubrica atta a raccogliere i video di altre persone che si propongono, allora partecipate al Sunday perché ci sono le regole, bla bla bla. Poi il martedì stavo pensando al Battle Puda. Poi stavo pensando il giovedì, sì, martedì, giovedì stavo pensando a Lord of the Rings. Mentre il venerdì alternare un po' di giochi, cose che magari non posso registrare con regolarità, che sarebbero Minecraft, che sarebbe The Dragon Quest, che però cambierà nome perché cambieremo la serie. Cioè sarà sempre Minecraft, sempre con Smoker, però cambieremo tipo di serie. Perché boh, The Dragon Quest sinceramente è divertente, eccetera eccetera, però cambiamo obiettivi perché è un pochettino troppo lunga, diventerebbe come serie, forse infinita. Poi, oppure le Spec Ops, oppure le 4 Dead, queste cose che insomma
possiamo registrare di meno. Quindi come al solito la puntata è finita, spero che vi siate divertiti, vi lascio dalle statistiche finali, un rapporto uccisioni 1,30 non è niente di che, però vabbè dai, per il sonno che ho e il mal di testa forse può andare anche bene. Tra l'altro non vedo l'ora di arrivare al livello 45 perché mi aspetta un bel aquilotto, quindi posso dimostrare di essere un uccello lapuda a tutti gli effetti. Quindi ragazzi, da qui è tutto, ci sentiamo alla prossima, bella!